Avete ascoltato la rassegna stampa. Che spiritoso, veramente. È spiritoso il nostro regista Simone. Questo è sonnambulismo, penso. Allora, rifacciamo tutto da capo. Fate finta di non aver sentito niente. Ricominciamo da capo. Vai, vai, vai. Va ora in onda la rassegna stampa. Perché uno l'amichetta se la deve anche meritare, capito? Non è pensabile essere pagato e anche profumatamente, ragazzi. Senti il profumo, che profumo, senza neanche aver lavorato. Buongiorno Simone, lo vuoi un caffè? Lo vogliamo? No, niente, no, oggi è anticaffè. Il buongiorno si sente dal Varin, ma certo ci sono, non ho chiuso la trasmissione prima di cominciarla, anche perché, qui c'è gente che sgomita per entrare, sgomita per entrare nella mia trasmissione. Ragazzi, quanti ospiti questa mattina, facciamo fatica a stargli dietro, vedo già gente che scende le scale a quest'ora, ma è pazzesco, ciao, grazie agli amici che ci vengono a salutare a quest'ora, perché fa freschetto, in effetti su Milano si va ancora in giro bene. Il buongiorno si sente dal Varin, la rassegna stampa, ma soprattutto le emozioni che scaturiscono dai quotidiani del mattino, attraverso il sottoscritto Sammy Varin, ma soprattutto anche attraverso i vostri commentin. Già, questa è l'unica radio dove in tempo reale potete commentare la rassegna stampa inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Di cosa parleremo quest'oggi? Soprattutto di questo. Se siete in radiovisione, se mi state guardando dall'applicazione o dal sito radiolibertà.net o da Facebook e YouTube, parleremo delle primarie per il candidato sindaco. Già, a Milano si dorme e allora per fortuna che c'è la Lega che è ben sveglia e da sempre ascolta la gente sulle tantissime problematiche che ha Milano, partendo dalla sicurezza. Sappiate che questo sabato e questa domenica 20 e 21 giugno ci sono le primarie per scegliere il sindaco, cioè voi potrete avvicinarvi a uno dei tanti gazebo della Lega in Milano, ma ragazzi sono decine e decine, e mettere dentro un foglietto con semplicemente scritto il nome del personaggio che vorreste sindaco di Milano. Una bella storia, un qualcosa che potete fare anche attraverso questa radio inviando un messaggio WhatsApp sempre al 340 67 09 659, e in questi giorni ne stanno arrivando moltissimi, anche perché a Milano o ci vivi o ci passi, e i problemi di Milano sono noti non solo a livello Milano e Interland, ma in tutta Italia, anche perché purtroppo sono problemi che arrivano in tutte le città targate PD, perché questi lavorano con lo stampino, capisci? Milano sceglie quindi primarie per il candidato sindaco di Milano 20 e 21 giugno, questo weekend, e ne parleremo questa mattina già alle 9 con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Alle 11 avremo il deputato della Lega Eugenio Zoffili e anche con lui chiaramente parleremo di questa esigenza, ma parleremo soprattutto di ciò che oggi c'è su tutti i quotidiani. Anzi, guarda, vi faccio un esempio proprio banale. Vado sul quotidiano Il Giornale, guarda qui in centro pagina: 7 arresti tra i Notav, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica. Vi ricordate i ritardi dei treni e tutti ce l'avevano con Salvini, colpa di Salvini che fa bene? Si è scoperto che c'era una cellula anarchica che voleva fare tutti questi casini, e il deputato Zoffili da tempo è primo firmatario di una proposta di legge per dichiarare come li chiami? I bravi personaggi che scelgono la vita di Antifa e da anarchico, bene, li dichiariamo
terroristi. Una roba bella potente, ne parliamo alle 11 con Eugenio Zofili. Subito dopo, questa ve la devo dire, ascolterete un pezzone ragazzi, intorno alle 11:10. Non posso non metterlo ragazzi, perché abbiamo tanti ascoltatori di tutti i tipi. C'è chi guida il taxi, buongiorno, con la Radio DAB posizionata su Radio Libertà in tutta Italia, ci si ascolta. C'è il panettiere, c'è chi ci ascolta dal letto e non si alza perché non gliene frega niente, in pensione, bello tranquillo. C'è chi al contrario sta passeggiando, gira avanti e indietro con le cuffiette, ma ci sono anche molti DJ che ascoltano questa radio. Sì, quelli che lavorano in discoteca o quelli che si divertono a inventare musica e poi la mettono su internet. Beh, signori, è tornato Gabri The Sound. Gabri The Sound è tornato con una nuova versione di Pompa, è un classico di Sammy Varin. Tu dici, ma che fai, canti? Io non canto mica, semplicemente c'è qualcuno, più di uno per la verità, che si diverte a prendere delle clip della mia rassegna stampa e di farci una canzone. Alle 11:10 ascolteremo la nuova versione di Pompa Pompa di Gabri The Sound. Grazie naturalmente per le buone sensazioni che traete da questa rassegna stampa, che altrimenti sarebbe una valle di lacrime. Subito dopo, 11:15, 11:20, Samuele Piscina, capogruppo della Lega Città Metropolitana di Milano e segretario milanese della Lega, proprio per parlare del nuovo sindaco di Milano. Avete qualche proposta? Cominciate già a scrivermela al 340-6709-659, perché io poi la snocciolo a Samuele Piscina. Attenzione, 11:30, un'autrice dolcissima che si chiama Martina Murru, una giovane autrice che risiede nel Comasco e che ci trasporterà con il suo libro in un viaggio intenso e profondo nell'animo umano, tra ombre e luce, dolore e speranza. Restate in sintonia, come vedete, piatto ricco, micificco. Non potete che essere felici di essere svegli anche quest'oggi con Sammy Varin, anche perché, guarda da dove parto, papparabà. Tu dici parti? No, non sto partendo dal giornale comunista questa mattina. Una volta tanto. Parto proprio dal quotidiano Il Giornale, che è uno di quelli che la racconta giusta su questi anarchici che secondo noi della Lega sono terroristi. Ma il primo titolo è naturalmente per il G7 di Evian. Europa Trump, nuovo inizio. Dai, dite la verità che vi siete viste le immagini della Meloni con Trump e lui che dice mi hai abbandonato, e lei dice ma no, cosa dici, e tutto quanto. Ecco, potremmo finirla qui con questa rassegna stampa, però almeno il titolo ve lo leggo. Sapete che io non sto sulle argomentazioni che vengono già riprese da tutti i giornali, da tutti i telegiornali possibili e immaginabili, anche perché a sto G7 alla fine non si è deciso un bel nulla. Cosa si è deciso? Così come guerra in Iran, cioè si è deciso che si deciderà, capito? Per cui io non sto a perdere tempo, perdonatemi, se volete sapere cosa si sono detti, cosa si sono fatti, perché non si è presa nessuna decisione, girate su Radio 24, su Radio Popolare, vi do anche la frequenza se volete. Europa Trump, nuovo inizio, titola oggi il quotidiano Il Giornale. Prova 1, 2, 3, prove di Occidente unito, sono prove. Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. Alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. Ok? Questo è il titolo in taglio alto del quotidiano Il Giornale. Un po' più in basso, in centropagina, la morte di Camillo Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni. E poi la Milano del fare,
batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. Sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati nel primo processo arrivato a sentenza, quello sulla Torre Milano di via Stresa, nel filone d'inchiesta della Procura di Milano sui presunti abusi edilizi. Una sentenza che smonta il teorema dell'accusa che aveva paralizzato l'intero comparto edilizio della città, producendo danni per miliardi di euro. Ma in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, quello che vi dicevo, i 7 arresti tra i Notav, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica. Sabotaggi alla TAV e raid violenti. Una cellula anarchica è stata smantellata ieri dalle forze dell'ordine che hanno arrestato 7 antagonisti e, come vi dicevo, alle 11 ascolteremo il deputato della Lega Zoffili che dice sì, vabbè, ma questi sono terroristi o no? Secondo voi? 340-6709-659, ditemelo un po' voi. Sul quotidiano Il Giornale, così come su tutti i giornali, oggi la foto del campo estremo. I 4 leader a tavola silurano Renzi, signori, È una foto che assolutamente non potete perdervi, ma che cazzo te ne frega di questa foto? Ce l'hanno! Tutti i giornali hanno questa foto dei leader a tavola. Beh. A pagina 8, quotidiano Il Giornale, eccolo qua. Un colpo durissimo. Sabotaggi alla TAV e raid violenti, smantellata la cellula anarchica. 5 in cella, 2 domiciliari. Riunioni in luoghi sicuri e per il via libera la frase pinguino ok. Capito? Pinguino ok, Ok. L'allarme pinguino. Pinguino ok. Oh, pinguino ok. L'allarme dopo il Brennero, sequestrati manuali per ordigni. E questi non erano terroristi? Francesca Galici e Giulia Sorrentino quest'oggi su quotidiano Il Giornale, ma su tutti i giornali ci sono paginoni. Qualche esempio? L'attentato del 14 febbraio alla linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che ha causato quasi 500.000 di danni, ha trovato paternità. Come anticipato dal giornale 13 giugno, che ha rivelato l'ultima rivendicazione sul sabotaggio della linea ferroviaria del Brennero, la tensione era altissima. Ieri sono state eseguite, con il plauso anche del ministro dell'Interno Piantedosi, 7 ordinanze di misura cautelare, 5 in carcere e 2 domiciliari, e sono state effettuate altre 11 perquisizioni. All'esito delle indagini è emerso che a piazzare materialmente l'ordigno sono stati Nico Aurigemma e Micol Marino, che avrebbero agito col favore delle tenebre uscendo dal retro del centro anarchico romano Bencivenga, da cui la zona dell'attentato si raggiunge in pochi minuti. Tutti i destinatari di misure cautelari sono accusati di avere costituito e organizzato una compagine criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione. Qua mi fermo, ma a questo punto sono terroristi oppure no? Punto di domanda. Lo chiederemo al deputato della Lega Zoffili, che ha fatto proprio una proposta di legge proprio per dire: questi, se compiono atti terroristici, sono dei terroristi. Mi vengono in mente altri esempi di persone che prendono l'automobile e travolgono altre persone e non sono atti terroristici. Pagina 9 del quotidiano, sempre sul Giornale, su questo argomento interviene la Meloni. Non si può minacciare il paese. Rivincita di Salvini. Il tempo galantuomo. Plauso di Piantedosi e la sinistra tace. Sì, è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, colpire infrastrutture strategiche, mettere in discussione i principi della convivenza democratica. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal G7 in Francia loda l'operazione della polizia che ha portato alla disarticolazione di una cellula narco-insurrezionalista accusata di aver messo in atto una serie di attentati contro la rete ferroviaria italiana. Per la Premier il blitz segna un risultato che conferma la forza dello Stato e la determinazione con cui il governo continuerà a contrastare ogni forma di terrorismo e violenza.
Nel cuore dell'operazione entra il titolare della sicurezza pubblica, il ministro Matteo Piantedosi. La campagna di mobilitazione estremista sviluppatasi negli ultimi anni attorno alla vicenda di Alfredo Cospito ha continuato ad alimentare in alcuni ambienti radicalizzati percorsi di violenza e di attacco alle istituzioni democratiche. È la giornata che segna anche la rivincita per il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il tempo è galantuomo, parole che tolgono i sassolini dalle scarpe per gli attacchi ricevuti dalla sinistra in questi mesi. È il 21 gennaio 2025, quando in aula a Montecitorio Elly Schlein, sentite qua, segretaria del PD, sbeffeggia il ministro Salvini sulla pista del sabotaggio dietro i guasti sulla linea dell'alta velocità, perché non si sapeva ancora sabotaggio oppure no. Volete forse accusare le opposizioni anche di questi guasti? O magari le famiglie arcobaleno, gli intellettuali, Peppa Pig attaccava la leader del PD, seguita anche dagli alleati dei 5 Stelle. Sono sconvolto che un ministro parli di complotti, dicevano. Ah, però! La sinistra non credeva all'ipotesi dei sabotaggi, addossando la colpa unicamente al governo. Matteo Renzi chiedeva le dimissioni di Salvini. Il 12 dicembre 2024 il leader di Italia Viva metteva nel mirino il ministro dei trasporti nell'aula del Senato. Con lei i treni partono in anticipo e arrivano in ritardo. Le chiedo se è riuscito a trovare il colpevole del chiodo e se si ritiene incapace o sfortunato, diceva Renzi. Angelo Bonelli, leader dei Verdi, correva in procura per consegnare l'ennesimo esposto contro ritardi e guasti dei treni. Riletto alla luce dell'inchiesta di ieri, favoloso fu l'intervento del 22 gennaio 2025 in Parlamento di Bonelli, perché lei, ministro Salvini, sta raccontando su tutte le televisioni che ci sono dei sabotatori in giro per l'Italia, ma questo è un messaggio dai responsabili per fuggire dalle sue responsabilità. L'offensiva contro il leader della Lega sui disastri della linea ferroviaria, sui disagi della linea ferroviaria, è stata negli ultimi 2 anni un cavallo di battaglia delle opposizioni. 17 mesi dopo la Digos smentisce Schlein, Bonelli, Renzi e gli alleati. Ieri mattina all'alba sono scattate le manette per 7 attivisti di una cellula anarchica. Dal fronte del Campo Largo cala il silenzio. Nessuno si complimenta con le forze dell'ordine, nessuno avanza le scuse al ministro Salvini, tutti in religioso silenzio. Dove sono finiti gli esposti di Bonelli, la richiesta di dimissioni di Renzi, le battute della Schlein? Gli attentati si inquadrerebbero in una strategia per tenere alta la tensione sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis. Nel primo giorno delle Olimpiadi invernali si registrò un attacco alla linea ferroviaria tra Pesaro e Bologna, poi sabotaggi anche ad Ancona e Firenze. La giornata corre via senza le scuse della sinistra. Parlano infine i presidenti di Camera e Senato. Fontana esprime il mio apprezzamento alla Polizia di Stato, agli investigatori e all'autorità giudiziaria per l'operazione. Plauso da parte di Ignazio La Russa. Ancora una volta lo Stato ha saputo rispondere con fermezza a chi tenta di colpire la legalità e le istituzioni democratiche. Opposizioni. Silenzio. Che fate? Tutti in silenzio? Sentivo un po' il nostro grande chitarrista che ci tiene compagnia ogni mattina nella prima mezz'ora, Roberto Salis da Lollapalooza di Milano. Grazie per questo sottofondo molto gentile ma ritmato. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, visto che ci siamo io ci resto. Perché? Perché oggi si doveva tenere il Consiglio federale della Lega, non si riusciva a essere tutti quanti in presenza e quindi lo si è rimandato, ma devo dirvi che su tutti i quotidiani c'è qualcosa sulla Lega, qualcosa che non dice assolutamente niente, ma qualcosa. Pagina 12 del Giornale, ad esempio, un altro retroscena, questa volta di Gabriele Barberis. Giorgetti blinda Salvini, ascolta tutti,
e deciderà lui. Il ministro dell'economia mette tutto il suo peso per rasserenare le anime della Lega. Che aria tira alla Lega tra gli assalti mediatico-parlamentari di Vannacci, che si sta intestando anche tutte le vittorie possibili e immaginabili al nostro Parlamento e in Europarlamento, adesso le vediamo, e i sondaggi che mettono allo stesso punto Carroccio e Futuro Nazionale. Anche qui, ragazzi miei, non fidiamoci così tanto dei sondaggi, perché da sempre ne hanno combinati di errori. Di sicuro è il momento di segnali forti sia alla dirigenza che ai militanti. Stiamo parlando di Lega. Sono le 19:49 di ieri sera, quando le agenzie battono con 2 stellette una dichiarazione di Giancarlo Giorgetti, che non parla di accise e di tasse ma del partito. Ed ecco la laconica dichiarazione del ministro dell'economia, che in via Bellerio viene registrata come importante. Matteo Salvini è stato eletto dal congresso un anno fa e ora sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare. Poche parole che suonano come una blindatura totale del segretario nel passaggio di un guado insidioso. È come lo zio saggio che scende in campo con tutto il suo peso e la sua autorevolezza, spiegano nell'entourage con una semplice metafora. Era la cosa migliore da fare, commenta un dirigente di peso, uno dei commensali della cena di lunedì sera a Milano, con i massimi vertici leghisti a partire dallo stesso Salvini e Giorgetti. È quindi toccato al superministro trarre la conclusione con un messaggio rivolto alle varie anime del partito, sempre più irrequiete con l'avvicinarsi delle elezioni politiche. Un po' come dire: basta con le indiscrezioni su vice segretari unici o plurimi, il ruolo dei governatori, il rilancio di Zaia, chi sale e chi scende. Un modo, l'intervento di Giorgetti, per allentare la pressione sul leader Salvini, ormai chiamato ogni giorno a definire organigrammi prossimi e futuri. Certo che Vannacci resta una questione aperta, anche se il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è stato il primo a precisare che i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Al governatore da vecchio liberale non sono mai piaciuti i metodi spicci da caserma del generale mandato dalla Lega al Parlamento europeo prima della sua clamorosa uscita. I suoi valori sono incompatibili con il nostro movimento, ha ribadito ancora una volta. La palla ritorna in mano a Salvini, dopo l'assist di Giorgetti, sempre felpato e prudente, al punto di non evocare la questione Viminale. Il Ministero dell'Interno, guidato da Matteo Piantedosi, che i dirigenti leghisti vorrebbero riaffidato al loro capitano. Un sogno di inizio estate che al momento resta lì. Perché? Perché non ci sono novità. Tutto quello che vi leggo comunque, perché riguarda la Lega, il nostro movimento di riferimento, così come il centrodestra, ma non soltanto, spesso e volentieri sentiamo tante voci interessanti anche dall'altra parte. Ragazzi, tutto ciò che vi leggo sono, non dico gossip, ma cose inventate che ogni giornalista immagina, totopolitica, fantapolitica, diciamo così. Un po' più vero è invece quello che scrive il quotidiano Il Giornale in taglio basso con Massimo Malpica. Sempre nella stessa pagina della Lega, attenzione, questa è una mania dei colleghi giornalisti professionisti, che quando parlano di Lega subito sotto cosa devono metterci? Vannacci, stessa pagina. Rimpatri, vince il governo e Vannacci tenta lo scippo. Guarda che questa è divertentissima. A Strasburgo, domani alle 9 parleremo proprio con l'eurodeputato Paolo Borchia, che è il capodelegazione della Lega a Strasburgo, e ci racconterà anche questo. Passa a Strasburgo il patto sui migranti, spinto proprio dall'Italia, e il leader Vannacci del suo partito, quello che è uscito, ha tradito il vostro voto e sta vivendo con i vostri soldi, il leader Vannacci di Futuro Nazionale se ne appropria dicendo: è la mia remigration. Cioè, la Meloni ha portato in Europa il tema dei rimpatri, l'abbiamo fatto approvare incredibilmente, e Vannacci si vanta dicendo: ho vinto io. Che ne pensate? Inizio a balbettare. Che
Che ne pensate? 340 6709 659. Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri degli stranieri irregolari nell'Unione approda oggi in plenaria a Strasburgo per il voto finale dell'Europarlamento. Un giro di vite che dovrebbe facilitare i rimpatri. E faccio silenzio perché è una roba importante, ragazzi. Cioè, la vuoi chiamare rimpatri, va bene. Remigrazione è più chiaro. C'è stata una manifestazione a Roma sabato scorso, ne abbiamo fatte un pochettino, anche quella di Milano con i patrioti della Lega, e abbiamo urlato da quel palco remigrazione. Un giro di vite che dovrebbe facilitare i rimpatri di chi è entrato nell'Unione Europea illegittimamente, ma anche un successo che Palazzo Chigi rivendica a sé, visto che il Return Regulation, che rafforza il sistema previsto dal patto migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno, è frutto soprattutto del lavoro di tessitura e relazioni dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Eppure 2 giorni fa, in occasione del via libera al provvedimento in Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo, a cercare di prendersene i meriti è stato Roberto Vannacci. Approvato! La remigrazione fa parte anche in Commissione Libe. Le parole del fondatore di Futuro Nazionale in un video girato al momento del voto, che associa al provvedimento una delle parole passepartout vannacciane per eccellenza: remigrazione. Ma il tentativo di scippo è difficilmente difendibile politicamente, visto che il merito dell'approvazione odierna del provvedimento è di chi ha portato avanti quel dossier nelle istituzioni europee attraverso un paziente negoziato. Per 2 anni il ministro dell'Interno Piantedosi, attraverso una serie di incontri, vertici bilaterali, trilaterali, trattative, ha spinto in Europa la linea del governo Meloni, supportato dalle forze di maggioranza, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, delle quali, come noto, Vannacci non fa più parte. Alla fine Francia, Spagna e la maggioranza dei paesi UE si sono allineati alla posizione italiana. Basti pensare a return hubs oggi previsti dal nuovo regolamento, che l'Italia ha di fatto politicamente anticipato con il protocollo siglato con Tirana e con gli hub realizzati sull'altra sponda dell'Adriatico. Un tema che proprio Piantedosi aveva rivendicato alla fine dello scorso anno, come prova che a tracciare la strada per la svolta UE fosse stata proprio l'Italia. Insomma, non è una novità, l'abbiamo detto dal primo giorno. Vannacci, uscito dalla Lega, dice le stesse cose che dice la Lega, e se poi si riesce ad approvare qualche cosa portata avanti dalla Lega, dice che è merito suo. Che cosa si meriterebbe Vannacci? Quale epiteto si meriterebbe Vannacci secondo voi? Oh, roba bella, non dite parolacce. 340 6709 659. Stiamo scherzando, naturalmente. No, sono serio, stiamo scherzando. Stiamo cercando di svolazzare tra un quotidiano e l'altro in questa valle di lacrime targata mercoledì 17 giugno 2026, e siamo pronti a svolazzare con la musica indipendente, perché ogni mezz'ora, oltre che leggere i vostri messaggi WhatsApp, e lo farò tra pochissimo, arrivati al 340 6709 659, mando in onda anche una pausa musicale di un artista assolutamente sconosciuto, che non gira quasi mai sulle grosse e grasse radio, ma che a mio parere merita la vostra attenzione. Oggi un altro pezzo dal nuovo album di Across Music.
Vi piace come meditazione musicale a quest'ora? Sì, è un qualcosa che rilassa ma non troppo, perché ci aspettano gran belle notizie dalla rassegna stampa di quest'oggi. Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche il buonasera, perché? Perché questa trasmissione va in replica anche la sera dopo le ore 20. E allora cosa c'è di buono quest'oggi sui quotidiani? Lo stiamo scoprendo e me lo state facendo notare anche con i vostri WhatsApp al 340 6709 659, dopo aver ascoltato Across Music con Una nuova primavera, e la stiamo tanto aspettando. C'è un messaggio audio, non ho idea di cosa parlerà, sentiamolo un po'. Questo penso che sia l'effetto della rassegna stampa, è quello che provoca Sammy Varin nelle case di molti italiani con questa rassegna stampa. Mi taccio. Buongiorno Sammy, le 2 vipere sinistrate sono state trafitte dal generale che non ha arretrato di un passo. Schiumavano prigioniere dei loro luoghi comuni e della loro fascista ideologia comunista. Saluti da Enzo. PS, attenzione, il generale potrebbe stare anche intorno al 15%. Sì, guarda, secondo me i sondaggi davvero stanno sbagliando, prende molto di più. WhatsApp al 340 6709 659, ditemi la vostra. Fabio di Crema, il primo e unico nome che mi viene in mente come sindaco di Milano è Silvia Sardone. In effetti è quello che sta facendo Silvia Sardone. Seguitela ad esempio su Instagram, ragazzi, andate in giro per Milano a cercare e non è difficile trovare donne velate, donne col burka che non si vogliono far riconoscere, ragazzi. E che litigate che ci ha fatto, cercatela su Instagram, Silvia Sardone, solo per questo. Penso che sia una candidata interessante per la Lega. Non credo Albertini accetti fare il sindaco di Milano, non meglio Zaia. Lo so, però Zaia pensa più chettino, magari più al Veneto. Salvini credo stia meglio al governo. E poi, scusate, i comunisti fanno casino nelle città che governano e noi dobbiamo metterle a posto? Che se la scazzino loro se sono capaci. Bravo, meditazione divertente, ma anche di questo parleremo quest'oggi. Alle 9 viene Alessandro Morelli in diretta con Sammy Varin e alle 11:10 avremo Samuele Piscina, proprio per parlare anche della situazione Milano. Ciao Sammy, ma quali anarchici? Questi sono terroristi sinistroidi che agiscono in nome e per conto del PD. Per il candidato sindaco di Milano io ci vedo Claudio Borghi. A questo punto spero tanto che Salvini prenda la parola in Parlamento e ricacci le parole in bocca ai sinistroidi. Vero, dopo l'articolo che vi ho letto sul giornale. Signori, alle 11 proprio parleremo di questa cosa con il deputato della Lega Eugenio Zoffili, primo firmatario di una proposta di legge per dichiarare terroristi i gruppi violenti che si chiamano Antifa, anarchici. Ma sai, hanno sabotato la linea ferroviaria, ne hanno fatte di tutti i colori, hanno preso per il culo Salvini, quelli del PD, dando la colpa a lui dei ritardi. Adesso che salta fuori che ci sono i colpevoli, come minimo sono terroristi, ma ripeto, mica solo loro, anche qualcun altro che prende in mano l'automobile e falcia la gente, e se è un terrorista, se è terrorismo, quello nel nostro paese non ci deve più stare. Chiaro o non è chiaro? Siete d'accordo con me oppure no?
340 6709 659. Non diciamo cavolate, anzi diciamole, però se siete d'accordo con me almeno non sono l'unico. Avete notato la faccia di Trump al G7? Diceva tutto, o non stava bene o era scoglionato mica poco con tutti. E devo dire, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, in generale tutti avevano una faccia piuttosto scoglionata. Infatti non ci sono stati molti primi piano, ma riprese da lontano e anche un po' squadrettate. Non si capiva bene la faccia. Il siparietto della Meloni con Trump ci è bastato e ci è pure avanzato. Sammy, però prima di dire Vannacci traditore, bisogna valutare bene il perché. In breve, se tu Lega mi dici vieni con noi che facciamo cose, poi non fanno nulla perché altrimenti andiamo in contrasto soprattutto con i veri traditori, cioè Forza Italia, e poi cade il governo, ci scrive Pietro. Sì, Pietro, però anche questa cosa adesso che dal di fuori si intesta vittorie che la Lega con fatica ha portato avanti per mesi, se non per anni, allora quanto valevi che stavi nella Lega? Non è una tua vittoria, è una vittoria della Lega e di chi è rimasto nella Lega e non è passato in un qualcosa che si chiama opposizione. Se sei in opposizione non puoi dire le stesse cose della Lega e poi votare contro con i comunisti. C'è un cortocircuito importante. Lorenzo da Como, ciao Sammy, ma quali terroristi? Quei poveri anarchici che progettavano e eseguivano attentati, dopo una perizia psichiatrica verranno dichiarati soggetti fragili, disadattati, incompresi, riceveranno la soluzione, una pacca sulla spalla, qualche soldino di risarcimento e anche le scuse a nome del popolo italiano. Buona giornata, grazie ragazzi, come sempre siete esagerati, ma io vi voglio così. Continuate a scrivere al 340 6709 659, soprattutto continuate a dirmi secondo voi chi potrebbe fare il sindaco di Milano. Io mi sono soffermato nella Lega, ma se avete altre idee, non me ne frega niente, proponete 340 6709 659. Non so adesso cosa state aspettando e giustamente non voglio farvi attendere perché poi si dice ecco Sammy Varin è troppo leghista, troppo di destra, io non lo ascolto più, allora giro su Radio Popolare, mi ribello. No, non girate su Radio Popolare, ecco vi do lo zuccherino cari amici comunisti, eccolo il quotidiano di riferimento per tutti voi ma anche per tutti noi, lo amiamo soprattutto per i titoli. Ecco il quotidiano comunista, il Manifesto, un mattone sopra con la foto dei lavori in corso sulla città di Milano. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città. Serve una risposta politica prima che giudiziaria. In taglio alto il Manifesto dice accordo fantastico, la Russia scende a patti, ma Evian c'è un presidente USA ammaccato. Trump annaspa al G7, l'Iran celebra. E ne abbiamo parlato anche ieri. Insomma, questi ayatollah alla fine, insomma, non lo so, hanno perso la guerra, secondo voi, quelli dell'Iran? Non mi pare. Anzi, hanno dimostrato al mondo intero che basta che facciano così e si blocca il mondo con lo stretto di Hormuz. Ditemi se non ho ragione, ditemelo se avete coraggio. Vai, sì, ok, anche il quotidiano L'Unità, dai, poi se no si offende il direttore, non il nostro, quello che è tutti i giorni su Rete 4, signori. L'Unità di quest'oggi titola al G7 di Evian, disgelo a metà, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti. Incontro Schlein, Conte e Fratoianni, eccola la foto che campeggia oggi su tutti i quotidiani e io sono qua a chiedere ma che cacchio ce ne frega, il campo largo va,
via il programma, però manca Renzi in questa foto, era sotto il tavolo, ho capito tutto, bene, dove andiamo ragazzi? Mi dicono il quotidiano Libero è molto potente questa mattina, d'accordo, d'altronde vi ho letto la prima pagina di tutti i quotidiani di sinistra possibili, due, e quindi potete meritarvi anche uno zuccherino, anche voi razzisti, fascisti che leggete Libero. Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battute a G7. Siamo amici. No, mi hai abbandonato. Riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Ed eccoli qua, ragazzi miei. Una bella foto di Trump e della Meloni che si amano, lei sul balcone. Siamo in una nota località italiana sicuramente, dove si deve pagare anche il biglietto per salire lassù. L'incontro quindi è lo scambio di battute al G7 che abbiamo sentito e risentito su tutti i telegiornali, quindi non sto neanche lì a raccontarvelo. Alessandro Sallusti parla di una cosa che io ho notato, non so se l'avete notata anche voi, sempre in quel filmatino che ci hanno propinato del G7, la cravatta galeotta. Non l'hai vista? Meloni aveva la cravatta, signori. Come qualche conduttrice TV ha già cominciato a mettere negli scorsi mesi. Ti dico, la donna con la cravatta non mi fa particolarmente sesso, ecco, però tu dici, ma sei solito? A te sì? Ma dai. Stiamo scherzando naturalmente, questa è Radio Patriarcale, Sammy Varin su Radio Patriarcale. Ci permettiamo di leggere, scrivere, dire cose che gli altri non dicono, anche sul nostro sito internet, radiolibertà.net. Se leggete i commenti all'attualità, a volte sono robe anche peggio di quelle che dico io. Alessandro Sallusti oggi comunque sul quotidiano Libero scrive: la cravatta galeotta è il segreto del non interprete, cioè il fatto che la Meloni sia veramente coraggiosa e che non voglia l'interprete proprio per carpire meglio, e in quei pochi minuti in cui parla con il big dell'altra nazione, che cosa davvero si voglia dire. Credete a me, finisce così l'editoriale di Sallusti, la Meloni avrà pure i suoi difetti, ma voler spiegarle come si sta al mondo è come voler insegnare ai gatti ad arrampicarsi. Interessante. Siamo sempre sul quotidiano Libero, in prima pagina. Ma anche qui c'è la foto di questi che sono a tavola, ma la tavola è assolutamente spoglia, non si mangia nulla. Conte sfratta Renzi, titola invece il quotidiano Libero. Al primo vertice il campo largo va subito in pezzi. L'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, torri fuorilegge, tutti assolti, ma di spalla, eccoli qua, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Ribadisco e discoribo, ne parliamo alle 11 con un deputato della Lega. Numeri record ancora sul Libero, sbarchi crollati, l'Italia risparmia $500 milioni, ma soprattutto divertentissimo in taglio basso Michele Zaccardi, Ravetto Baccali sfida a chi prende più insulti. Sì, queste in Parlamento hanno cominciato a dire che sono state oggetto di insulti, di body charming, quella roba lì di un albero, robe con nomi impossibili da pronunciare, e insomma sia la Ravetto, noi la amiamo, che la Uidad Baccali del PD la amiamo un po' meno, e hanno fatto la gara a chi ha preso più insulti negli ultimi periodi. La Ravetto soprattutto si è lamentata che la state insultando troppo da quando è uscita dalla Lega. Prima invece non si lamentava mai. A Laura, ti amo, lo sai, ma non passava una settimana che non ti lamentavi di qualche insulto sessista a te e anche a tua figlia. Chiaramente la famiglia non si deve toccare, però
Insomma, diciamo che in questi anni, almeno quando eri in Lega, eri piuttosto attiva, dicevi cose molto spesso che facevano arrabbiare certe personalità che poi sono i famosi leoni da tastiera. Quindi non è che adesso ti insultano perché sei uscita dalla Lega, ti insultano perché sei la Laura Ravetto che dice cose, o meglio, diceva cose che non piacciono proprio a tutti, ma era il motivo per cui stavi in Lega. Adesso che sei andata con Vannacci, pagata sempre da voi della Lega che l'avete eletta, non c'è quasi motivo per insultarti, sinceramente. Quelli che lo fanno pensano che sei ancora in Lega, probabilmente. Dai, ridiamo un po', signori, sul quotidiano Libero. Eccoli qua, sabotaggi sull'alta velocità. Guarda che questa sembra una cacchiata, ma una roba grave, perché per mesi, se non per anni, hanno preso per il culo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini dicendo che era colpa sua, capisci Miai? Adesso vorremmo che qualcuno di sinistra diceva ok, va bene, allora erano davvero sabotaggi. Arrestati 7 anarchici, riunioni segrete in un casolare romano, poi il rogo degli appunti, la cellula voleva colpire pure CPR e McDonald's, Meloni si conferma la forza dello Stato. Al telefono dicevano sarebbe bello cominciare una possibile campagna col botto, se brucia il McDonald's se ne parla di più, già. Simone Di Meo se ne occupa quest'oggi anche sul quotidiano Libero, ma vi dico ne parlano veramente tutti perché è una notiziona. Vado avanti ancora sul Libero, pagina 10, si torna a parlare con Fabio Rubini del futuro del carroccio, anche se, ripeto, è aria fritta, nel senso che non ci sono cose nuove. Il federale che doveva esserci quest'oggi è stato rimandato, almeno ufficialmente, ragazzi, perché queste sono le cose ufficiali che ci arrivano, poi magari se ne sta parlando vis-à-vis, perché non erano tutti presenti, non sarebbero stati tutti presenti quest'oggi. La cena tra Salvini e Giorgetti, ne parla oggi Libero, che ha ricompattato la Lega. Il ministro blinda il segretario, Giorgetti blinda Salvini. Matteo sta ascoltando tutti, poi sarà lui a decidere cosa fare. Anche sindaci e militanti chiedono un cambio di passo, ma basta litigi, fanno perdere voti. Quindi Rubini dice Galeotta è stata la cena di raccolta fondi per il partito lunedì sera a Milano, Salvini e Giorgetti hanno convenuto che la Lega ha bisogno di una sferzata, ma che lo stillicidio di dichiarazioni sul futuro del partito, più che aiutare, fa perdere voti. E l'articolone fa bla 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 bla, ma ripeto, non dice assolutamente nulla di nuovo. Se volete c'è anche il capitolo Vannacci. In Lega hanno una convinzione: più parla Vannacci, meglio è, perché dopo la topica sul femminicidio e la perla sulle donne che dovrebbero lasciare il posto di lavoro agli uomini e stare a casa a badare ai figli, è stata vista come una castronata mica da poco. Un anno è così lungo da passare. Se il governo riesce a coprire coi fatti gli argomenti rubacchiati dall'ex generale, l'onda dovrebbe svanire. Capito qual è la scommessa? Forse per questo che Salvini al Viminale sarebbe una potenza? Non lo so. Comunque mi pare che si stia già facendo, però le notizie vedi che fanno fatica a passare. Anche per questo serve Codesta Radio e serve l'apporto di voi ascoltatori che, ad esempio, su Facebook, su YouTube, cercate Radio Libertà, cercate la mia rassegna stampa e la condividete sulla vostra pagina Facebook o la spedite via WhatsApp a parenti o amici. Rassegna stampa che c'è anche e soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. E salutiamo naturalmente gli amici leghisti, quelli di ieri, dell'altro ieri, i grandi amici di Sammy Varin, storici, è vero, quelli che ci hanno seguito fin da quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, ma anche quelli più recenti che si sono avvicinati alla Lega o che semplicemente ascoltano questa radio perché, a differenza di altre, noi diciamo cose.
Attenzione a Isabella Tovaglieri, perché ne parleremo proprio domani, giovedì, con il capodelegazione della Lega in Parlamento Europeo, il grandissimo Borchia. Adesso l'Europa vuole cancellare la flat tax. Giurin giureta, abolire la flat tax per le partite IVA, ecco la nuova assurda crociata ideologica di Bruxelles. Lo ha dichiarato l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo dopo che la Commissione von der Leyen ha raccomandato all'Italia di cancellare il regime forfettario per i lavoratori autonomi e i professionisti, cioè quello che conviene minimamente a uno che magari è, insomma, non è che lavora così tanto e il regime forfettario gli fa risparmiare parecchio. In particolare la Commissione europea ha messo nel mirino la flat tax italiana, nello specifico regime forfettario al 15 o 5%, considerandola distorsiva e penalizzante per la crescita economica. L'esecutivo di Bruxelles sostiene che in questo modo vengono incentivate le imprese a rimanere piccole per mantenere i vantaggi fiscali, ostacolando la concorrenza e frenando le assunzioni. Ragazzi, io mi viene da vomitare, nel senso che io non so, ma penso ce ne siano parecchie di partite IVA, anche il nostro Simone probabilmente ne ha una, e il regime forfettario è importantissimo perché ti permette di campare quando non hai grandi guadagni come partita IVA, cioè ti obbligano a guadagnare di più quando non riesci e non puoi guadagnare di più. Santa polenta, ditemi la vostra, avanti, fratelli, non abbiate timore. 340 6709 659 e se mi dite la vostra vi porto a pagina 11. Eccoli qua, i 4 dell'Ave Maria. Mamma mia, è un incubo vederli tutti insieme. Eh sì, però manca Renzi. Cazzotti a sinistra tra Conte e Renzi. Nel giorno del primo vertice il campo largo già esplode. I leader PD, 5 Stelle e AVS lanciano le piazze per il programma. Giuseppi, alleati di IV non è scontato. E Matteo Renzi, chi rompe si assumerà la responsabilità. Ragazzi, non potete assolutamente mancare a questo articolo quest'oggi, ma c'è da tutte le parti, ma in particolare oggi con Elisa Calessi a pagina 11 del quotidiano Libero. Giro di nuovo la pagina, la lotta all'immigrazione clandestina e ci sono buone notizie, ragazzi, solo che non passano sui giornaloni e poi attenzione, perché se lo diciamo Vannacci dice merito mio. La lotta all'immigrazione clandestina, giù gli sbarchi, sui rimpatri, risparmiato $500 milioni. Nel 2025 arrivi dimezzati rispetto al 2022 e 6.700 espulsioni, spesa ridotta di 500 milioni. E adesso il governo stringe sui ricongiungimenti familiari. Ecco qua anche il grafico, tutto in un paginone, la numero 12 di Libero, ma chiaramente il merito è del general traditor Vannacci. L'Europa vuole finanziare i centri per migranti nei paesi extra UE. Oggi si vota sul regolamento rimpatri. Secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando di usare le risorse comunitarie per gli hub fuori dai confini. Sul piatto fino a 20 miliardi, scrive Michele Zaccardi oggi sul Libero. L'Unione Europea potrebbe finanziare con risorse comuni i centri per il rimpatrio dei migranti fuori dai confini continentali. È quello che vi dicevo io, ma chiaramente è merito di Vannacci. A spingere in questa direzione ci sono Germania e Italia, intenzionate a proporre che il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea relativo al periodo 28-34 includa la possibilità di finanziare i cosiddetti return hubs, e cioè le strutture in paesi terzi destinati ai richiedenti asilo respinti che non possono essere rimpatriati nei paesi di origine. Grande Vannacci, meno male che ci sei tu, davvero, ha fatto miracoli Vannacci, complimenti. Giro di nuovo, questa è divertente ragazzi, siamo a pagina 13, oggi Libero secondo me è il candidato giusto per essere acquistato. Se uscite a far due passi, se siete in coda per venire al lavoro, fermatevi
in un'edicola, comprate libero. Da topo di fogna a cocainomane, Baccali e Ravetto fanno a gara di insulti. Deputata PD pro migranti elenca le offese sui social e la Vannacciana a sua volta snocciola le ingiurie subite. Eccole qua. Ouidad Baccali e Laura, no, lei è più facile, Laura Ravetto, signori, gliene hanno dette di tutti i colori. Secondo voi perché? Chiaramente lascio a voi l'eterna contesa, però, insomma, io veramente mi viene la tentazione di leggere qualche riga. Quanto tempo ho? Un minuto è pochino, veramente. Allora, almeno inizio. Scontro infuocato alla Camera tra Laura Ravetto e Ouidad Baccali. A far scoppiare la lite è stata la denuncia fatta in aula dalla deputata del PD che ha letto gli insulti ricevuti online, oltre 13.500 commenti sotto la foto pubblicata dalla sua partecipazione alla manifestazione, e aspetta, poi prosegue all'interno perché si fa interessante, alla manifestazione antifascista di sabato a Roma contro la remigrazione. Sapevate che ce n'era una anche pro remigrazione, lei ha partecipato a quella contro. Fossa comune per te e la tua famiglia, casa zingara, la beduina ha parlato, topo di fogna, una che riproduce, sì, maranza, disinfestazione, dimmi tu sta Mau Mau, scimmia, remigra con loro, maledetta, gli piace proprio farsi stuprare, farete una brutta fine, sparati, ti aprono come una mela, merda beduina, sappiamo dove vivete. Sono solo alcuni degli insulti, signori, per questa Baccali che è andata soltanto a una manifestazione contro la remigrazione. Dai, le parole sono lame, ha commentato la Baccali durante l'esame del decreto rimpatri. La violenza è reale, dagli schermi di un telefono è un attimo che divampi come un incendio estivo, l'impossibilità di spegnere, da spegnere. Poi naturalmente arriva anche, sì, c'è anche la Ravetto, gliene hanno dette di tutti i colori anche a lei, ma vi risparmio gli insulti alla Ravetto. No, assolutamente non diciamo gli insulti che hanno detto alla Ravetto. Li potete immaginare. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ho camminato 1000 sere tra silenzi e verità, con le mani nelle tasche a cercare l'immensità. O sei arrivata come il vento in un giorno qualunque, hai toccato il mio silenzio con parole senza punte, e non so come fai a leggermi così, come se avessi in tasca tutti i sogni che ho smarrito lì. L'anima baciata da uno sguardo che perdona, da una voce che consola anche il buio che c'è in me. L'anima sfiorata come pioggia sopra il grano, come un tempo ritrovato tra le pieghe di un perché. E se questa è la mia strada, è perché l'anima è baciata da te. Avevo muri troppo alti per salire e respirare, ma il tuo amore li ha scalfiti senza mai dover bussare. Mi ha insegnato a stare fermo quando il cuore vuol scappare e ad accendere una stella anche quando fa male. Ora so chi sei senza doverti capire, sei la parte che mi manca quando inizia a sparire. Oh no. L'anima baciata da uno sguardo che perdona, da una voce che consola anche il buio che c'è in me. L'anima sfiorata come il sole tra le fronde, come il mare che risponde e al silenzio che c'è in te. E se questa è la mia strada, è perché l'anima è baciata da te. E se un giorno ci perdiamo nelle pieghe del destino, ricordati che il mio cammino è il tuo nome sul cuscino. L'anima baciata non si spegne nel dolore, è una luce che rimane anche quando cade giù. L'anima abbracciata dell'amore che sei tu rimarrà perché sei tu la mia verità. L'anima baciata.
Sempre roba buona, vi faccio ascoltare in rassegna stampa, roba che non si sente sugli altri canali. Lui si chiama Roberto Colletti, questa l'anima baciata. Lui nasce all'interno di una famiglia di musicisti, inizia a studiare, a leggere la musica già a 6 anni. Oggi Roberto Colletti è cantante, intrattenitore carismatico e cabarettista. E questa roba buona la trovate anche semplicemente su YouTube, cercando Roberto Colletti. Con il buongiorno che si sente dal Varin. Ciao 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 a tutti i nuovi e vecchi ascoltatori. Questa è Radio Libertà e siamo liberi di leggere ogni commento che arriva al 340 6709 659, un commento alle notizie che vi sto relazionando, ma chiaramente anche alla proposta che la Lega fa a tutti i milanesi questo weekend, questo sabato e questa domenica, di avvicinarsi a uno dei tanti gazebo che troverete nella città di Milano per scegliere il prossimo sindaco di Milano. Visto che il centrodestra dorme, ci pensiamo noi della Lega, dargli una svegliata. Questo lo state facendo anche inviando WhatsApp al 340 6709 659 e attenzione, chiaramente mica dovete essere per forza di Milano, da qualunque parte d'Italia, visto che purtroppo quello che succede a Milano lo avete ben capito. Potete darci un nome inviando semplicemente un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Proprio anche di questo parleremo tra 20 minuti alle 9 con Alessandro Morelli e poi alle 11 con il rappresentante della Lega e il capo della Lega a Milano, Samuele Piscina. Ciao Sammy, Claudio Borghi Aquilini o Massimiliano Garavaglia per sindaco di Milano? E io rispondo con un gulp, sono due personaggi che più di così, e devo dire, un Claudio Borghi Aquilini è apprezzato sicuramente in tutta Italia. Massimiliano Garavaglia, ragazzi, di economia e molto di Lega, apprezzatissimo. E vabbè, quest'altro Gianluca mi scrive Mario Giordano, sindaco di Milano. Penso che piacerebbe molto una certa area politica e anche a lui forse, vero? Sindaco di Milano, siccome non ne hanno un'idea, riversano agli iscritti. Facciano il loro dovere, scrive Maurizio. Questo protesta sempre. Non sei mai contento, Maurizio, mai una gioia. Fate alcuni nomi di una rosa proposta e noi scegliamo, altrimenti votiamo nonna Peppina. Ma vota nonna Peppina, ma va benissimo, assolutamente. Cerchiamo di capire come vi orientate a fare il sindaco. Buongiorno Sammy, visto che arriva Morelli, Salvini lasciamolo a fare quello che sta facendo bene e non tiriamolo sempre per la giacchetta, ma facciamo possibile per far crescere lui e la Lega. Per il sindaco ribadisco Roberto Parodi, uno che potrebbe essere votato trasversalmente, magari con la Sardone come vice, gnum gnum. Comunque, come dicono in molti, uno dei nostri problemi attuali è la mancanza di comunicazione martellante. Bravo Fabio, e visto che io ci lavoro nella comunicazione, perdonatemi se esterno anche un po' di rabbia dicendo abbiamo una radio, sfruttiamola un po' di più. Non è una critica, diciamo che è un tirare l'acqua al mio mulino. Ci lavoro, faccio radio l'anno prossimo da 50 anni, usiamola un po' di più questa radio. Nella stragrande maggioranza dei casi la flat tax è un paravento per chi riesce comunque a fare del nero ma vuole dimostrare di fare qualcosina anche legalmente. Ci ha beccato questo qua. Ma chi è? Gino il Pidino? Io sono originario di Milano e mi piange il cuore vederla così conciata. Voto Sardone. Roberto dalla Brianza. È chiaro che Sardone è un po' divisiva, ma poco, però sarebbe veramente una cosa. È come se, vi faccio questo paragone che non c'entra niente, ritorno sul libro a pagina 14, come quello che sta accadendo in Germania, dove, guardate qua, valanga AfD. Ormai un tedesco su 3 sceglie l'estrema destra, che non vuol dire che la Sardone è di estrema destra, semplicemente dice cose
che quasi nessun altro dice, capisci? Nei sondaggi il partito della Weidel tocca il 29% in Germania e stacca la CDU ferma al 20%, nonostante il cordone sanitario degli altri movimenti e la classe dirigente naif, signori. Ne parla solo il quotidiano Libero, la valanga AfD con Daniel Mosseri. Da Berlino, boom sovranista. Mentre sale AfD, i socialisti si dimezzano al 12%, con i verdi al 14%, esclusi dai consessi. I partiti tradizionali rifiutano ogni collaborazione con AfD e quella diventa sempre più potente. In centropagina, Papa Leone dalla residenza estiva, remigrazione non è cristiana. Ok, siamo tutti musulmani noi. Cacciari che straccia il patentino antifascista. Il filosofo dalla Gruber ha detto: una scandalosa idiozia, se mi chiedessero di firmare non lo farei. La follia di più libri più liberi. Per partecipare a questa manifestazione di libri devi firmare il patentino antifascista, ma ci stanno forse ripensando. 8:44, uella quanti whatsappini che stanno arrivando al 340 6709 659. Tranquilli, abbiamo anche il secondo tempo, dalle 11 a mezzogiorno, quindi ho veramente la possibilità di leggerveli tutti. Volevo andare su Repubblica, si parla chiaramente sempre il bla bla, il retroscena sulla Lega, perché non arriva nessuna notizia ufficiale sulle scelte che dovrà prendere Matteo Salvini, eccetera, e quindi i giornalisti fanno di fantasia. Repubblica, prima pagina, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo, ma poi eccola qui la stupenda foto, ragazzi, mi sento osservato, cioè continuano a guardarmi da tutti i quotidiani, Fratoianni, Conte, Schlein, Bonelli in un locale romano dove non c'era un cazzo da mangiare, il tavolo, non c'è neanche il bicchiere, campo largo, vertice dei leader. Cambiamo l'Italia. Annunciate 2 manifestazioni per l'8 e il 15 luglio. Renzi assente e polemico. Conte non è scontato. E questa foto che ha fatto il giro d'Italia e ogni quotidiano la mette in pagina. Cercheremo di sopravvivere a questa foto, ragazzi, dobbiamo farcela. Certo è che se vado a pagina 16 di Repubblica non è che mi sento meglio, perché Repubblica scrive: assedio Lega, offerta di Salvini, resta il gelo di Zaia e Fedriga. Oh, che palle! Ma non abbiamo mica detto lasciamo stare, aspettiamo che ci siano dichiarazioni ufficiali. Non ci sono! Si stanno inventando tutto! Il segretario propone ai 2 big una delega ai territori. Giorgetti deciderà lui che fare, rischio proteste al raduno di Treviso. E intanto si moltiplicano gli striscioni. Guardali qua, lo striscione per Zaia segretario apparso a Roma, grazie Matteo, ma Zaia segretario ora. Sono sempre tutti uguali, con lo stampino. Medesime parole anche nello striscione di Firenze, grazie Matteo, ma Zaia segretario ora. Anche a Napoli la stessa forma di protesta, grazie Matteo, ma Zaia segretario ora. Uno striscione apparso anche a Parma, grazie Matteo, ma Zaia segretario ora. Intervista Mario Conte di Lorenzo De Cicco in taglio basso su Repubblica. Chi è Mario Conte? È il sindaco Superlega di Treviso. Mario Conte dice: periodo complicato, torniamo al nord e federalismo. La Lega non morirà. Ma è un momento complicato, inutile negarlo. Ora però non facciamoci prendere dalla depressione, dice Mario Conte, sindaco di Treviso, roccaforte del leghismo d'antan. Sindaco, nella sua provincia si raduneranno tutti i parlamentari e big del Carroccio ai primi di luglio. Che si aspetta?
Dobbiamo ridisegnare la nostra agenda politica per intercettare i bisogni dei cittadini, tornare a essere il sindacato del territorio, una formula che ha portato la Lega a essere il partito più longevo del Parlamento. Insomma, si punti sugli amministratori locali, dai sindaci ai presidenti di regione, che nelle classifiche di gradimento sono tra i più apprezzati. Se da qualche parte dobbiamo ripartire per riconquistare la fiducia dei nostri elettori, si riparta da qui. La Lega Nazionale Sovranista è finita? Risponde Conte, sindaco di Treviso. Guardi, io mi sono iscritto alla Lega per una parola: federalismo. Anche io. Torniamo a essere un partito federalista. Stando ai sondaggi, in 4 mesi Vannacci ha agganciato la Lega. Teme il sorpasso? Più che guardare gli altri, dobbiamo decidere cosa fare noi, senza badare ai sondaggi. Dobbiamo distinguerci, come abbiamo sempre fatto, per le proposte. Scommettiamo sull'anima dei territori, sulle partite IVA, gente che evidentemente oggi non vede più in noi un interlocutore. La questione settentrionale deve tornare centrale nella Lega? Mi sembra ovvio, da presidente di ANCI Veneto ho richiamato il tema tante volte. Questo approccio non esclude la questione del mezzogiorno, ma in base a dove amministri devi portare avanti gli interessi di quei territori. Queste sono parole sante, signori, e questa è la Lega. Serve un movimento che fa sue le esigenze della comunità. Così possiamo tornare a essere credibili. Qualche leghista sta affiggendo manifesti con scritto Zaia segretario. Che ne pensa? La forza di un movimento è la pluralità, dice il sindaco di Treviso, Conte. Ci sono tante personalità importanti che possono aiutare nella del partito. Non è il momento dei processi, anche perché nei processi non si occupa della costruzione del futuro, non ci si occupa della costruzione del futuro nei processi. Non possiamo scordarci che Salvini ha preso il partito al 3% e ci ha portato fino oltre il 30% e tutti si facevano le foto con lui. Certo, oggi sono cambiati i tempi. Cosa si è spento nella sua leadership? Risponde Conte. Quando diventi una forza di governo può succedere di calare. Poi Salvini non ha più potuto ricoprire il ruolo di ministro degli interni, dove aveva fatto benissimo per colpa di un processo che si è rivelato ingiusto. È stato assolto. Se tornasse al Viminale il suo destino cambierebbe. Diciamo la verità, la sicurezza è un tema molto più sentito delle infrastrutture. Imbarcare Vannacci è stato un errore di Salvini? È stato un momento di opportunità per entrambi, ma col senno di poi è a Vannacci che ha giovato di più. Poi ha abbandonato la nave e questa è una scelta che faccio giudicare ai cittadini. Interessante intervista oggi su Repubblica con Mario Conte, sindaco di Treviso. Anche su Repubblica, pagina 17, la Baccali e le migliaia di insulti dagli squadristi di Vannacci, perché la remigrazione, lei dice no alla remigrazione, allora gliene hanno dette di tutti i colori. Sì a un patto contro l'odio. Oh, ma perché si parla solo della Ouidad Baccali e non di quell'altra? Non ho voglia di difendermi perché un cognome strano. Meloni dovrebbe prendere le distanze dal generale. Laura Ravetto le ha replicato che anche lei è stata insultata quando è passata dalla Lega Futuro Nazionale di Vannacci, dimostrando di non capire che finché non rinnega il suo generale la situazione non potrà che peggiorare. Ho ricevuto moltissima solidarietà da tutti, ma non era quella la mia intenzione. Non volevo una solidarietà di facciata, ma porre una questione. Che cosa ne facciamo di questo clima e come rispondiamo? Lascio a voi naturalmente l'ardua sentenza. 340 6709 659. Siamo qui anche per sentire il vostro parere su queste cose. Andiamo un attimo sulla stampa. Al G7 asse anti-Putin Trump deve trattare, ma soprattutto di spalla 3 argomenti uno dietro l'altro che piacciono o non piacciono, ma sono tutti lì, uno sparo dietro l'altro. La politica, Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino
oltre Vannacci, scrive Flavia Perina. Fosse solo Vannacci, il governo scopre all'improvviso la fragilità dei suoi junior partner e specialmente quella della Lega trafitta dalla nascita di Futuro Nazionale. Ah, siamo trafitti! La giornata di ieri ha rivelato un partito in vera crisi di nervi, noi della Lega, rinviato sine die il Consiglio federale che doveva rassettare gli organigrammi e la linea, silenziata la richiesta di Salvini al Viminale e in Parlamento è stato il giorno di un incomprensibile inchino all'ordine del giorno vannacciano contro i medici amici dei migranti. Veramente è quello che la Lega e il centrodestra stanno portando avanti da un po' di tempo, ne stiamo parlando e Vannacci ha fatto un ordine del giorno praticamente che ricalcava questa cosa. Infatti Molteni l'ha detto, sì, ma non accetto una roba del genere da chi fino a ieri era proprio con la Lega su queste cose. Leone, la frase di Leone Papa, la remigrazione non è da cristiani. E poi Veronica De Romanis per l'economia dice: perché non si può credere al generale, per provare a ridimensionare l'avanzata del generale Vannacci. Vedete che tutti parlano solo di Vannacci. Un'arma ci sarebbe e la possiede Giorgia Meloni. Basterebbe che dicesse a chi intende votare il generale: non credetegli. Te capì? Come la mette facile? Veronica De Romanis. Peccato che Vannacci dice le stesse cose che dice la Lega e sai, la novità piace. Il problema è che Vannacci fa il gioco della sinistra. Ho cercato di spiegarvelo perché così indebolisce la coalizione di centrodestra e il governo. Che gli facciamo fare l'anno prossimo? Un appoggio esterno? Dice, sta bestemmiando in diretta radio Sammy Varin. Pagina 12. I dubbi della Lega sulla riforma elettorale. PD e 5 Stelle, fermatevi. La discussione entra nel vivo. Primi voti in commissione alla Camera, stallo sulle preferenze, nella maggioranza crescono le perplessità. Stefano Candiani, pezzo grosso della Lega, dice: sarebbe più facile non cambiare la legge, altri traggono vantaggio mentre la maggioranza non paga il prezzo. Simona Bonafè, il centrodestra impedisce il confronto, ha accantonato gli emendamenti dell'opposizione. Marcello Sorgi, il suo taccuino ha intitolato Se torna il fantasma proporzionale. Giro, siamo sulla Stampa e naturalmente non si può non avere un bel riquadrone su quello che dice Salvini, ma prima c'è il Papa. Immigrazione. Alla Camera via libera al decreto che ora è legge. Passa la legge sui rimpatri. Il pontefice incalza, bisogna trattare le persone con rispetto. La remigrazione non è da cristiani, quindi no alla remigrazione nel giorno in cui la Camera approva la legge sui rimpatri volontari dei migranti, che ci sono sempre stati, ragazzi miei. Leone denuncia il clima di contrapposizione permanente che caratterizza molte democrazie contemporanee. Non si può stare sempre a criticare e insultare l'opposizione senza riuscire a trovare accordi per il bene comune, afferma il pontefice. Questo è il punto fondamentale, cercare convergenze e lavorare insieme per il bene di tutti, bla 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 bla. Mea culpa Salvini, ma il Nord pensa al congresso. Riquadrone con naturalmente un retroscena di Francesco Moscatelli. Lega, al direttivo lombardo duro scontro tra cerchio magico e nordisti, questa vi mancava, in discussione il patto con Fratelli d'Italia per il Pirellone. L'autocritica non è una lingua che Matteo Salvini frequenta spesso, per questo quando lunedì sera davanti agli invitati alla cena leghista con manager e imprenditori a Milano ha riconosciuto che su Vannacci abbiamo fatto degli errori, la frase ha attirato l'attenzione dei presenti. D'altronde, proprio mentre il segretario federale si sedeva a tavola insieme al collega Giancarlo Giorgetti, SVG diffondeva sondaggio, bla bla, che Salvini non avrebbe mai voluto vedere, e t'ho detto, è tutta aria fritta per ripetere la bella trasmissione che il collega Antonino Danna fa
ogni martedì alle ore 20. Il buio oltre Vannacci, ragazzi, questa è pura poesia, pagina 15 della Stampa. La sfida del generale porta allo scoperto la fragilità dei junior partner del governo. Ma chi cazzo sono sti junior partner del governo? La Lega, ma anche Forza Italia in declino, ed è l'analisi che vi dicevo prima di Flavia Perina, che porta una sfiga della Madonna. Il Carroccio, dilaniato dall'interno, ha perso nei sondaggi 3 punti in 2 anni e Forza Italia 2. A destra si teme la fine di un ciclo, se ne va il voto sovranista e quello moderato non sfonda. Ragazzi, è tutto e il contrario di tutto. Finché non arrivano dichiarazioni ufficiali e dobbiamo rassegnarci a questa rassegna stampa. E purtroppo lei in sci. Giro di nuovo la pagina, signori. Dove siamo? Dove siamo? Assolutamente, siamo sempre sul quotidiano La Stampa. Sto cercando, eccola qua anche sulla Stampa. Osano dire questa notizia, la retata anti-anarchici, quelli per cui prendevano in giro proprio il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini perché i treni si fermavano, arrivavano in ritardo, era lui che si sabotava. Retata anti-anarchici per i sabotaggi ai treni. Lo Stato deve temerci, questo è il virgolettato. Attacco all'alta velocità, 9 arresti, pronti a colpire di nuovo. L'idea di una grande azione contro il 41 bis, nel mirino anche la 7. I blitz a febbraio durante le Olimpiadi, tra i prossimi obiettivi CPR e fast food. È un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione e mettere in discussione i principi della convivenza democratica. Sto guardando se per caso ha fatto qualche dichiarazione qualche esponente di sinistra. Zero e siamo sul quotidiano La Stampa. Bene, anzi male. La Verità, eccolo il titolo che ci piace tanto: remigrare si può, anzi si fa. Gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi. Dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia cambiano le leggi, si stringono le maglie. Si sveglia persino l'Unione Europea, che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania. E anche in Italia si accelera: Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro. In taglio alto, attentati ai treni ad alta velocità, in cella 7 anarchici. Sempre sulla Verità i titoli, quelli vietati dalla community: via il Green Pass antifascista o via i nostri finanziamenti. Giuseppe Iannacone avverte: più libri, più liberi. Idea ridicola. E ancora il commissario Covid di Conte: senza controlli anticorruzione. Busia, mascherine e farlocche, Arcuri intoccabile per 1 anno. Vi segnalo che oggi sul quotidiano La Verità si intervista proprio colui che arriva in diretta tra poco, il sottosegretario Alessandro Morelli, che dice: ai gazebo votiamo Salvini come candidato sindaco di Milano. Sabato e domenica le primarie della Lega, ne parliamo tra pochissimo. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say clear, has state my case, of which I'm certain. I live my life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it my way.
Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so I threw without exemption. I burn each other course, each careful step along the byway. I'm more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I sure you knew when I beat off more than I could chew. But do you know when there was love, I ate it up and spit it out. They faced it on, and I stood tall and did it my way. I've laughed and cried, I had my fear, my shadow losing, and now I still subside. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, none at me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If nothing said, then he has not. Oh, say the things he truly feels, and other words, oh, what who needs miracle shows. I took the blows and did it my Yes, it was my In tour internazionale in questi mesi Luca Minnelli, il tenore italiano accompagnato da un ensemble sinfonico, si esibirà il 21 giugno a Cipro, il 22 a Nicosia in Sicilia, il 25 a Bedelago, Treviso, ma arriva dalla Cina, ha fatto dei giri assurdi e pensate, Luca Minnelli faceva parte dei Gondoliers, cioè ai tempi di Radio Padania Libera. Questi li intervistavamo perché cantavano a Venezia sulle gondole e ora fa i tour internazionali. Grandissimo Luca Minnelli, l'interpretazione di My Way ci ha portato a 6 minuti dopo le 9 del mattino. Buongiorno, sono Sammy Varin. Tra pochissimo arriva Alessandro Morelli, ma intanto sono in diretta con il quotidiano La Verità. A proposito di remigrazione, sentite cosa si dice a pagina 2. Non ti integri? La Svezia ti caccia
E l'Europa oggi decide sui rimpatri. Stoccolma non è più la capitale delle porte aperte. La nuova legge impone comportamento esemplare, solidità economica e conoscenza della cultura per restare. L'Europarlamento si esprime sugli hub nei paesi terzi e si comincia a parlare seriamente di remigrazione, tutto merito di Vannacci, naturalmente, l'ha detto lui stesso. Patrizia Floder-Reiter, comportamento responsabile, autosufficienza economica, conoscenza della cultura e della società, purtroppo quella svedese, sono alcuni dei requisiti più rigorosi che gli stranieri devono dimostrare di possedere per ottenere la cittadinanza svedese, in base alle nuove norme approvate dal Parlamento, entrate in vigore dal 6 giugno, festa nazionale del paese scandinavo. Fanno piazza pulita dell'illusione che sia una mera formalità entrarne a far parte in pieno titolo. Aspettiamo di farlo anche qua in Italia? Secondo me siamo a buon punto. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed è un piacere ritrovare in diretta con me il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. Ciao Alessandro. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come va? Come va? Bella domanda. Come va? Punto di domanda. Beh, sei proprio radiofonico, c'è una famosa canzone, no? Che faceva così. Sì, Comunque, che non ho mai trasmesso, non ho mai trasmesso. No, come va? Perché sai, io faccio rassegna stampa da giorni e che vado facendo aria fritta in rassegna stampa, perché ci sono soltanto retroscena, ognuno dice la propria castroneria, ragazzi, e sto veramente uscendo pazzo da questi retroscena, non si capisce più niente. La newsletter, sì, partiamo da questa, la newsletter della settimana leghista, dove Matteo Salvini l'altro giorno ha parlato di una Lega costantemente sotto attacco da parte di giornali, commentatori, sinistra e persino di chi si definisce di destra. Un altro quotidiano l'altro giorno scriveva: compri Vannacci, ti arrivano Conte Schlein. E anche questo, ragazzi, è un cambio che sinceramente non saprei cosa scegliere tra l'uno e l'altro. Alessandro, cosa sta succedendo nella Lega e come si sta trasformando, come si potrebbe trasformare la Lega, che, ricordiamolo, è il partito più antico d'Italia e nonostante tutto è anche il più vispo, posso dirlo, e come? assolutamente sì, Vispo nel senso che è quello che porta a casa i maggiori risultati per i territori, e dall'altra parte continua a lavorare con le proprie regioni, con i propri governatori, con i propri sindaci, oltre 550 su tutto il territorio nazionale. Ora, Matteo è stato molto chiaro, siamo sotto attacco e un po' torniamo indietro nel tempo, caro Sammy. Questa cosa ci fa un po' ringiovanire, ti ricorderai quando sempre la Lega è stata criticata, invisa, anche diciamo presa un po' in giro dalle grandi testate giornalistiche dagli anni 80 in poi, e in seguito con la segreteria di Salvini dal 2013 al 2018 e venivamo perennemente irrisi. Ti ricordi quando capitava di andare in TV e parlavi di immigrazione, parlavi di vari temi, ed era sempre un vero e proprio plotone di esecuzione che ci diceva: ma sono cose irrealizzabili, non si può fare, siete dei trogloditi, bla bla bla, sempre le solite cose. Poi siamo andati al governo e Salvini, proprio sul caso e il fronte immigrazione, ha bloccato i porti in solo un anno, quindi quello che non si poteva fare lui l'ha fatto in un anno, peraltro, come sappiamo, anche andandoci in mezzo dal punto di vista giudiziario. Poi, come altrettanto sappiamo, è andata a finire in niente. Ma torniamo a bomba, quindi siamo
in un momento nel quale la Lega è pesantemente attaccata sia sui giornali che in generale sulla possibilità di avere una visibilità positiva. Ho citato il termine generale non a caso, perché non casualmente c'è questa strategia comunicativa che sta dando ampio spazio, strategia comunicativa che è guidata da alcuni editori, Cairo e Berlusconi in primis, che stanno dando grande spazio al generale, peraltro anche con delle interviste abbastanza schienate, mettiamola così. Chiaro? E soprattutto i nostri ascoltatori stanno ormai notando da settimane che il general traditor, ma lo amiamo, perché comunque siamo rimasti infatuati di lui e siamo rimasti traditi non solo da lui, sta dicendo le stesse identiche cose che dice sulla Lega e anche sull'argomento remigrazione, e oggi se ne parla seriamente e questa cosa si sta portando avanti in Europa. Si è intestato la vittoria della remigrazione, quando invece è un argomento portato avanti dalla Lega, dalla Meloni e da tutto il governo italiano, che è riuscito a convincere gli altri governi europei, quindi anche uno sforzo bello tosto, cioè quei gnocchi di europei siamo riusciti a fargli capire che magari se uno non si comporta bene è giusto che ritorni al suo paese, che per avere la cittadinanza bisogna fare fatica, e in Svezia queste cose le stanno già applicando, ma tant'è. Chiudiamo la parentesi. Stanno arrivando tantissimi WhatsApp al 340 6709 659 sugli argomenti più vari. Chiaro è che ho aperto il quotidiano La Verità e oggi c'è proprio la tua intervista. Ai gazebo votiamo tutti per Salvini come candidato sindaco di Milano, e approfittiamo per ricordare questa iniziativa della Lega, ne parleremo anche più avanti alle 11 con Samuele Piscina, che vede milanesi e non, chi a Milano ci vive ma anche chi ci passa per lavoro, questo weekend la possibilità per voi di votare, di scegliere, di proporre un candidato sindaco a Milano, perché la verità è che il resto del centrodestra ronfa e solo la Lega ha alzato il ditino in questi mesi, ma posso dire anche in questi anni, dicendo non è che va deciso, va scelto un po' prima il prossimo sindaco di Milano per fare in modo che non sia il solito comunista. Alessandro, cosa si fa in questo weekend e perché proponi Salvini? Perché c'è un motivo anche per questo, Alessandro. Nel weekend chiaramente diamo finalmente alla Lega, come sempre, peraltro dalla sveglia agli alleati di centrodestra rispetto alla necessità di individuare un candidato sindaco che poi chiaramente sarà scelto al tavolo dei leader, Milano, Roma, Napoli, ci sono numerose grandi città. La prossima tornata amministrativa, oltre che per le politiche, è una tornata molto importante, quindi evidentemente le grandi città saranno, i candidati di quelle città saranno decisi dal tavolo dei leader, ma continuare a perdere tempo sperando che si possa vincere candidando chiunque gli ultimi 2 mesi di campagna elettorale anche basta. Abbiamo provato per un paio di giri a Milano e la cosa non è andata assolutamente come nelle speranze di chi aveva sostenuto questa tesi. Dunque la Lega ancora una volta dà la sveglia a tutti quanti. È anche un modo per parlare di Lega e quindi sui giornali da qualche giorno stiamo andando in maniera molto solida. Oggi appunto c'è la mia intervista sulla Verità, sul Corriere, ci sono una serie di commenti che riguardano il profilo del candidato di centrodestra, ma il mio interesse, come potete immaginare, è quello di rilanciare l'Alberto Agiussano anche in una compagine con un candidato che potrà essere di coalizione, ma insomma la mia parrocchia la conoscete tutti e dunque per questa ragione io non posso far altro che promuovere la mia parrocchia. Quindi, e questo è il primo punto. La seconda questione riguarda Salvini. È evidente che un militante della Lega di Milano
appunto può esprimere in maniera assolutamente libera una proposta di candidatura, e ad oggi un candidato della Lega sul tavolo la Lega non lo ha espresso, appunto in attesa delle primarie, un militante della Lega non può che votare il segretario federale della Lega milanese, con una storia su Milano, amministrativa su Milano, molto importante, e che chiaramente poi potrà utilizzare questo sostegno da parte non solo del popolo della Lega, perché il nostro auspicio è che nell'ambito dei gazebo all'ambito del gazebo possano partecipare tutti i milanesi che hanno voglia di cambiare, tanto che noi chiederemo non solo il suggerimento di qualche nome, ma anche suggerimenti rispetto ai temi che sulla campagna elettorale dovremo toccare. A Milano, come in tante città governate dalla sinistra, ci sono i temi che riguardano la sicurezza, la mobilità, le piste ciclabili, le varie aree verdi, aree C, aree B, eccetera, eccetera. Però, come possiamo immaginare, essendo numerosissimi i gazebo che la Lega riesce a organizzare nella 2 giorni, potremo avere anche degli spunti anche dei singoli quartieri, e quindi sul territorio poi declinare queste segnalazioni dei nostri concittadini per poi fare un'azione politica che potrà portare al miglior risultato possibile per le amministrative del 2027. Capito ragazzi? Quindi questo sabato e questa domenica girate per Milano perché sono decine e decine i gazebo della Lega presenti, dove vi avvicinate, vi danno un foglio bianco e potrete scrivere secondo voi quale potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano. Liberamente, noi non proponiamo niente, non c'è un candidato unico, ci mancherebbe altro, il bello è proprio sentire le vostre voci. E devo dire, Alessandro, umilmente, no, sai che io sono umile, però io sono un microfono praticamente, sono un altoparlante. Umilmente ho proposto anche che questa radio faccia il suo lavoro, e quindi, visto che siamo una radio che ascolta, che propone e che ci va giù tosto molto spesso, ho proposto in questi giorni ai nostri ascoltatori di votare anche tramite radio il proprio candidato sindaco a Milano, anche perché, lo sai meglio di me, quelli di sinistra sono così taroccati qui sul cervello, in senso buono naturalmente, con lo stampino nelle grandi città, sanno loro come fare politica nello stesso identico modo in ogni grande città governata dal PD. E quindi il bello che ci sta ascoltando in questo momento tutta l'Italia è che quindi tutta l'Italia ha le problematiche che ci sono anche in quel di Milano. I nostri ascoltatori stanno scegliendo in queste settimane, già da giorni, al 340 6709 659 quello che potrebbe essere il sindaco giusto per Milano. Ti faccio qualche nome, anche se comunque, ragazzi, il bello è proprio muovere il culo e andare a Milano questo sabato, questa domenica, anche perché non dovete solo scegliere il sindaco, ma le vostre proteste su Milano, voi che ci vivete, ma anche voi che ci passate soltanto per lavoro, le vostre proteste diventano proposte con la Lega. Parlarci 5 minuti al gazebo è importantissimo, perché la vostra protesta può diventare una legge. È successo decine e decine di volte con il nostro movimento. Vabbè, ti dico qualche nome. Allora, Salvini, assolutamente sì. Morelli, guarda un po' che caso, ma Sardone è cliccatissima, la Sardone, così come questa mattina Claudio Borghi Aquilini è una sorpresa, però chiaramente uno che mette d'accordo molti, e anche il grandissimo Garavaglia, anche lui amatissimo come possibile sindaco di Milano. Dall'esterno Roberto Parodi, molto molto amato da parecchi ascoltatori. Questo è solo un esempio, Alessandro, della potenza di questa radio, che mi permetto sommessamente di ricordarlo, forse andrebbe sfruttata un po' di più per queste cose.
Hai ragione, infatti se vi va io sono disponibilissimo a fare collegamenti anche durante questi giorni per aggiornarvi e aggiornare i nostri radioascoltatori rispetto al lavoro che stiamo compiendo, magari dando anche qualche spunto riguardo a dove si terranno i principali gazebo sul territorio e dove comunque trovare le informazioni legate ai gazebo. Detto questo, noi non possiamo fare altro che invitare i milanesi, il parente, l'amico, non per forza il militante della Lega, perché ora il militante della Lega ci capita di incrociarlo in sezione e diciamo è abbastanza semplice avere e toccare le sensibilità dei nostri militanti, perché siamo tutti una grande famiglia. Detto questo, il nostro interesse è proprio quello di allargare il più possibile e far notare come nell'ambito del centrodestra la Lega sia quel partito che veramente ha lanciato e lancia la campagna elettorale, un vero e proprio assedio al PD che durerà fino alle elezioni amministrative, cosa che, come avrai capito, lo dico anche in maniera abbastanza chiara in ogni intervista, non mi pare avvenga tra gli altri alleati di centrodestra. Non vorrei che ci siano delle questioni che sono sotterranee, perché a sto punto veramente lo dico con dispiacere, siamo in un ritardo dal mio punto di vista pazzesco. Alcuni ritengono che non sia così, che si possa fare il nome del candidato di centrodestra anche negli ultimi mesi. Ribadisco, l'esperienza dovrebbe aver insegnato qualcosa e quindi io mi auguro che entro l'estate, al massimo ai primi di settembre, questo benedetto nome salti fuori dal cilindro dei leader di centrodestra per poter iniziare pancia a terra la campagna elettorale. Ti assicuro che io la farei per chiunque, a prescindere dalla bandiera o politico o civico. Chiaro che in quell'ambito io lavorerò per la Lega per ottenere il massimo risultato possibile per sostenere il nostro candidato. E questo è bellissimo, anche perché non c'è solo sindaco, ma c'è anche il vice sindaco come posto molto importante. Comunque abbiamo arruolato Alessandro Morelli per questo weekend, per i collegamenti dai gazebo, molto molto volentieri. E mentre parliamo, vediamo che la quotazione di Alessandro Morelli sta salendo. In questo momento sei il più votato, in tantissimi stanno scrivendo al 340 6709 659 come fa Maurizio, senza una proposta di nomi. Allora votiamo Morelli sindaco. Bene, ci stanno anche tanto intrasmettibili, Alessandro, dal ponte della Ghisolfa. Ci sono automobilisti che sono lì da questa mattina alle 8:30. La nuova pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa sta provocando enormi disagi agli automobilisti. Ecco, penso che anche con un gazebo volante per far votare coloro che sono in coda al ponte della Ghisolfa sarebbe un'idea. Che ne dici? Hai perfettamente ragione. Purtroppo durante il fine settimana il traffico per fortuna durante il fine settimana, almeno durante il fine settimana, il traffico in quella direttrice è sicuramente minore, ma vi sottolineo, anche per i nostri ascoltatori che non sono di Milano e non conoscono questo famigerato ponte, sostanzialmente stiamo parlando di un cavalcavia molto trafficato della circonvallazione milanese, della grande città, ed ecco che l'ideologia di sinistra per le ciclabili, per tutta questa politica che non è pro ciclabili in realtà, ma è anti libertà di scelta di mobilità dei cittadini, quindi io ti obbligo a non usare la macchina e quindi favorisco qualunque altra cosa purché la macchina non sia. Ecco, attenzione a chi ci ascolta fuori da Milano, questa è una realtà che avviene oggi a Milano, ma che domani potrà avvenire anche nel tuo comune, perché questa è la logica con la quale la sinistra cerca di applicare appunto questa rigidità contro le scelte liberali
di mobilità di ogni nostro concittadino, di ogni azienda, di ogni società, di ogni impresa che passa dalla area B, e quindi il blocco del motore endotermico, fino all'Euro 5 diesel. Quindi se hai un motore endotermico Euro 5 diesel, per chi non è milanese ed è al nostro ascolto, sappia che a Milano non può entrare a causa delle scelte del PD. E a Milano si governa con delle idee molto particolari che appunto non hanno in primo piano i veri problemi di chi deve vivere quotidianamente a Milano, ma altri. I nostri ascoltatori ce li stanno ricordando. Ad esempio, al posto che pensare al taser, si sta pensando a corsi specifici per insegnare alla polizia locale come comportarsi con i cittadini transgender durante le operazioni di sicurezza, che uno va a pensare e dice ma perché che sono così diversi, ma siamo tutti uguali, e come trattare i trans durante le operazioni di sicurezza va bene, ma poi mi segnala Giuseppe anche il campo estivo aperto ai musulmani e la preghiera d'Allah in oratorio. In alcuni oratori della provincia di Milano sono troppo avanti e permettono anche di pregare Allah in oratorio. Queste sono delle vittorie di una certa sinistra, ma vuol dire arrenderci praticamente alle altre culture, è una sottomissione. La cosa triste è che se noi denunciamo oramai da tempo che la sinistra, quanto la sinistra abbia fatto un accordo sostanzialmente con tutte le frange islamiste organizzate sui nostri territori, ci deve lasciare sgomenti letteralmente, e lo diciamo da cattolici, quando appunto dei preti, degli esponenti della Chiesa Cattolica diano delle disponibilità a un'altra religione. Caro mio, è come se alla curva sud del Milan invitassero a mettere le bandiere dell'Inter, della Juve, del Napoli o di qualche altra squadra. Ora è chiaro che stiamo mettendo insieme il sacro e il profano, ma a dissacrare i simboli religiosi in questo caso sono i preti, sono i rappresentanti ecclesiastici, quindi insomma peggio di così non può essere. Questi preti stanno letteralmente bestemmiando in chiesa. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Qui ritorniamo in piena rassegna stampa con l'ultimo argomento che poi affronteremo alle 11 con Zofili, visto che c'è una proposta di legge a sua prima firma proprio sull'argomento, la retata anti-anarchici per i sabotaggi ai treni. Lo Stato deve temerci, dicevano loro, e ricorderai, Alessandro, le prese in giro verso Matteo Salvini, verso la Lega, per i blocchi alla circolazione, i ritardi. Il PD e la sinistra dicevano che era Salvini che si autosabotava praticamente. Adesso si scopre che sono molti questi anarchici che stanno facendo squadra per distruggere lentamente la democrazia del nostro paese, e c'è una proposta di legge per equiparare chi fa questi reati ai terroristi. Che ne pensi, Alessandro? Che terroristi in effetti sono, semplicemente perché andando ad attaccare dei mezzi di trasporto pubblici di massa, chiaramente con il pericolo che possono causare, sono terroristi. Diciamo che fortunatamente, grazie al nostro impianto di sicurezza, grazie alle forze dell'ordine, grazie a tutti coloro i quali lavorano per evitare danni maggiori, non si sono verificati incidenti gravi. Si sono però verificati dei ritardi che purtroppo sono stati imputati a chi è totalmente incolpevole ha denunciato da subito quella che era la realtà, e cioè al Ministero delle Infrastrutture e a Matteo Salvini, vittima di questa situazione, esattamente come i tantissimi viaggiatori che hanno subito dei danni da questi terroristi. Sono terroristi perché ci è andata bene, ribadisco, grazie a una macchina incredibile che è riuscita a evitare
il peggio, ma ci è andata bene perché appunto non ci sono stati incidenti gravi che potenzialmente potevano portare a delle vere e proprie tragedie. Staremo a vedere, monitoriamo, certamente monitorate voi ascoltatori con i vostri messaggi al 340 6709 659, perché questa radio è anche il vostro altoparlante. E io ringrazio il sottosegretario Alessandro Morelli. Buon lavoro Alessandro. Grazie a tutti voi, buon ascolto. Avete ascoltato l'Italia da fare. Avete